Segreti di famiglia. Don Bosco, per le sue frequenti visite al Papa, era sospettato dalla polizia. Nel maggio del 1860 fu sottoposto ad una minutissima perquisizione, durante la quale gli agenti, nel visitare un armadio, trovarono un cassetto chiuso a chiave. «Che c'è qui?» chiese con premura al delegato. «Cose confidenziali, cose segrete», rispose Don Bosco. «Non voglio che alcuno lo apra». «Che confidenze e che segreti? Venga ad aprire». «Non posso. Ci sono cose che possono tornare a mio disonore. Rispettate i segreti di famiglia». «Con noi non ci sono segreti. Venga ad aprire o scassineremo lo sportello». «Minacciato dalla forza io cedo, ma non vorrei». Aperto il cassetto, il delegato abbranca le carte là contenute e, facendole vedere ai compagni, grida: «Ora ci siamo!» Gongolante di gioia, si mette sollecitamente a farle passare, assistito dalla cupida curiosità degli altri sbirri. Ne apre una, poi una seconda, indi una terza e legge: «Pane somministrato a Don Bosco dal panettiere Magra, lire 7.800. Cuoio somministrato ai calzolai di Don Bosco, lire 2.150. Stoffa amministrata alla sartoria dell'oratorio, lire 730. «Ma che razza di carte sono queste?» «Adesso che avete cominciato, continuate e lo saprete». Aprono gli altri fogli e non trovano che note di riso, paste, olio e simili, tutte ancora da pagare. Allora il delegato esclama: «Ma perché ci corbella così?» «Io non corbello nessuno. Non avevo piacere che i miei debiti fossero conosciuti, ma già che li avete tutti voluti conoscere, pazienza. Se vi compiaceste di pagarmi almeno qualcuna di queste note, fareste un'opera di carità». Quei signori si posero a ridere e vennero a più miti consigli. Don Bosco allora fece portare una bottiglia e bevvero tutti alla salute della perquisizione.